Amici bellini, io non vi voglio mettere più confusione in testa, assolutamente. Però sto analizzando un po' di numeri, visto che questa potrebbe essere la settimana che ci porta all'esonero di Garcia e chissà chi arriverà, io devo tirare le somme. Perché ci stanno dicendo che Garcia solo fa solo palle lunghe e perché Garcia è contento dei suoi numeri e noi no? Cominciamo. Allora, veramente, perché sennò vado in difficoltà e non posso raccontarvi il calcio con dei numeri sbagliati. Alessandro Rinaldi, benvenuto sul canale, benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Stiamo calmi, stiamo calmi. Io non voglio mischiarvi ancora di più le idee nel cervello, perché adesso dici, ma come tu non eri convinto di Garcia, poi ti piaceva Garcia, poi adesso Garcia out, poi adesso Garcia però un attimo, aspettiamo chi viene, eccetera eccetera, e adesso scopriamo che Garcia rispetto al Napoli di Spalletti più o meno stiamo là. Quindi lasciate un like adesso, perché poi magari quando arriveremo a quei numeri togliete il like. Ma non è un'opinione mia, io qua vi faccio solo vedere i numeri, poi è come la vogliamo analizzare la storia dei numeri che poi cambia. Però almeno partiamo da dei numeri, perché altrimenti molte cose che stiamo sentendo nella narrazione partono dai presupposti sbagliati e a quel punto tiri una conclusione sbagliata. Invece partiamo da dei numeri certi che nessuno sta analizzando, perché nessuno si mette a scavare, a fare la media, perché è difficile fare, no? Vedi i numeri su 8 partite e i numeri su 38, poi dovresti fare i numeri sul 38 più 38 che Spalletti più Spalletti. Però andiamo con calma, togliamoci da mezzo un attimo il recap, lo faccio velocissimo, serve a me. Quindi portate pazienza, serve a me, con un Ambrabama tattico. Quindi andiamo a vedere. Prima di tutto minimo XG e massimo XG della giornata. Il minimo XG lo fa il Genoa contro il Milan. In realtà questo 0,35 è stato un miracolo di Maignan, perché Dragusin lo stava segnando, quindi attenzione. Però non creano moltissimo, non crea nemmeno il Milan onestamente, ma ne parleremo della partita. Chi crea il massimo degli XG? Fratam Palladino, perché continua a inanellare prestazioni di un certo livello, specialmente in attacco. Poi qualcosina la subisce, perché devi pure confrontarti con i giocatori che hai, però i presupposti li crea. Ecco perché Palladino sempre di più uno dei miei preferiti tra gli allenatori della Serie A, che però sono sotto contratto, quindi calma, almeno arriva Paulo Sousa, no, perché da regolamento chi ha già allenato in Serie A nella stessa serie non può poi allenare un'altra squadra, e quindi non si può dire questa cosa di Paulo Sousa. E meno male, perché sotto questo punto di vista, permettetemi di dirvelo, avevo ragione io. Ho già fatto un video su Paulo Sousa, se scrivete Azzurro Fluido Paulo Sousa vi spiego subito il perché non doveva mai essere un candidato alla panchina, e se De Laurentiis veramente aveva incluso anche Paulo Sousa nei suoi colloqui è proprio la frutta della confusione delle idee. Però andiamo velocissimi. Parlando di Empoli-Udinese ovviamente 0-0, ci sarebbe poco da dire. Noi segnaliamo semplicemente che Samardžić è andato vicino al gol 4 volte veramente ci è andato vicinissimo, e anche l'Empoli ha sfiorato un paio di volte il gol. C'è stato un rigore che poi è stato tolto dal VAR, situazione un po' grigia, perché lì non era un chiaro ed evidente errore. Se l'arbitro l'aveva dato, poi il VAR lo toglie, ma secondo me ci poteva anche stare. Era dal 1985 che l'Udinese non pareggiava 5 delle prime 8 partite stagionali di Serie A, 5 punti l'Udinese, record negativo, l'Udinese sta andando veramente male, e dal 2014 non teneva la porta inviolata, però almeno porta inviolata per 2 partite consecutive contro l'Empoli in Serie A. È una statistica che ovviamente non serve a nulla. Anche per quanto riguarda Lecce Sassuolo veramente poco da dire, se non che Berardi mette un altro rigore. È stato convocato lui praticamente al posto di Politano, forse al posto di Politano è convocato Zaniolo, però Berardi mette un altro rigore e Kristovic fa un altro gol. Alcune parate, io mi sono segnato parate di consigli, perché veramente ha fatto tante parate, quindi Lecce poteva fare qualcosa in più. Curiosità, vedi, su Berardi è uno dei 2 giocatori con Lautaro ad essere riuscito a realizzare almeno 5 reti in ognuna delle ultime 6 stagioni di Serie A. Berardi è sempre pigliate Berardi al fantacalcio, è la solita cosa. Solamente Lautaro
Lautaro Martinez e Victor Osimhen hanno preso parte a più gol di Domenico Berardi in Serie A nel 2023, 24 frutto di 16 reti e 8 assist. È mica poco, c'è ancora Osimhen in queste statistiche. Inter-Bologna, la partita che tra molte virgolette ridimensiona un pochino l'inizio di stagione dell'Inter, che va avanti. C'era stata un'occasione per il Bologna nei primissimi minuti, ma vanno avanti loro con Acerbi sul calcio d'angolo, poi un bellissimo gol di Lautaro Martinez, ma arriva proprio da Lautaro Martinez il rigore che porterà Orsolini a accorciare le distanze, e poi il mio pupillo Zirkzee fa un gol bellissimo. Vediamo cosa ci dicono della cronaca. L'Inter ha pareggiato un match di Serie A dopo essere andato in vantaggio di 2 gol per la prima volta dal 24 febbraio 2019 contro la Fiorentina. Il Bologna è rimasto imbattuto in 7 delle prime 8 partite stagionali per la prima volta dall'89-90. Bologna che resta una delle squadre più in forma, ma in questo momento la squadra più in forma è diventata la Fiorentina, lo vediamo subito. Quindi il doppio vantaggio non è servito all'Inter, il doppio vantaggio invece basta e avanza per la Juventus. Ho visto gli highlights, onestamente la partita non me la sento. Io vedo un certo equilibrio di possesso palla, numero di passaggi identico anche a livello di precisione, più o meno come i falli. La Juve tira di più in porta, ma io mi devo segnalare un Milinkovic-Savic che va a vuoto 3 volte consecutive su 3 cross uguali. C'è un mezzo blocco che gli fa a Keane che lo disturba un pochino, ma spingi e vai, fatti insegnare da Magnan. Insomma, due pellecchie proprio vere e proprie. La Juventus come al solito, perché il derby non rappresenta mai più un problema da anni e anni. Guarda qua, la Juventus è imbattuta nelle ultime 17 sfide con il Torino, 13 vittorie e 4 pareggi, mantenendo la porta inviolata, cioè proprio non rappresentano alcun tipo di problema, è una cosa incredibile. Ha vinto gli ultimi 3 derby, 7-2, il Torino non ha trovato la rete per la prima volta, proprio veramente male, anche il Torino. E quindi si passa a Genoa-Milan, che onestamente si dovrebbe stendere solamente il velino pietoso senza proprio parlarne. Io di quello che vi voglio parlare è che Maignan fa la parata vera la fa su Dragosin, ed è quella che vi dicevo. Dopodiché succede tutto quello che deve succedere, è talmente evidente sia dal vivo che poi dai replay, che la prende con il bicipite, che onestamente se qualcuno ha sentito l'open VAR per come si sono giustificati, fatemelo sapere nei commenti, ma veramente mi è difficile commentarla questa situazione. E poi nel finalissimo succede qualsiasi cosa. Il Milan è l'unica squadra a contare 3 giocatori che hanno preso parte ad almeno 5 gol di questa stagione nei 5 principali campionati europei: Leao, Giroud e Pulisic. Tra l'altro segnaliamo che ennesima munizione a Teo, che viene squalificato, quindi salta la Juve. Maignan salta la Juve, solo una giornata gli hanno dato. Meret bastava l'intenzione del fallo, ricordiamo tutto, e quindi ritornano entrambi con il Napoli. Va benissimo, ragazzi, va benissimo, non vi preoccupate, non gridate allo scandalo, perché dobbiamo andare ai numeri di gara. Eccolo qua, il mio preferito. Allora, Colpani mi dà l'impressione, vedendogli fare poi questo gol con il destro, perché va, dribbla, punta col sinistro e poi fa un gol con il destro, Kvara vibes. Colpani mi ha dato l'impressione del primo Kvara che arriva a Napoli e segna in tutti i modi, di destra, di sinistro, il dribbling è imprendibile. Colpani, nuovo Kvara. Si può prendere? No, perché poi si sono sempre fatti nomi per quelli là a destra, eccetera eccetera. Non abbiamo un esterno destro che possa sostituire Politano. Si può prendere Colpani? O è già troppo tardi? Perché potrebbe essere troppo tardi. Segna Vignatino, che bellezza. E la Salernitana poi prende pure 2 traverse, bisogna dirlo. Una traversa poi la prende Gagliardini. Siamo nella norma, ma non basta per salvare Paulo Sousa, che poteva essere esonerato anche prima, ma arriva alla sosta. Unica squadra, eccetera eccetera. In casa Lautaro Martinez ha segnato più di Colpani, solo Lautaro Martinez ha segnato più di Colpani in casa. Vignato il più giovane tra i marcatori di questo campionato di Serie A, e inoltre il secondo 2004 a segnare nella competizione dopo Luca Romero. Bravo Palladino, non bravo Paolo Sousa, va bene così. Lazio-Atalanta, un certo equilibrio si vedono anche da 4 tiri in porta per ciascuno, 46-54, fa più
più possesso palla l'Atalanta, vedi il mondo alla rovescia delle volte, è proprio Sarri che non ha, però ogni tanto si sono visti degli sprazzi di gioco un pochino migliorato da parte della Lazio, però alla fine meno passaggi dell'Atalanta, meno precisione e si sblocca con questo autogol di De Catelare. Arriva primo gol e assist per Tati Castellanos e poi Visino che poi dopo il pareggio poi dell'Atalanta Visino si lo ha valuato sta maglietta, è un gesto che non significa niente. Stai vincendo la Champions League, magari te la togli e ti giochi la munizione, ma non te la togli la maglietta. L'Atalanta ha perso ben 5 delle ultime 7 trasferte in Serie A, tanti KO quante nelle 20 precedenti. Sì, squadra discontinua. Ci siamo, queste saranno 2 squadre discontinue per tutto il campionato e non ci cambia nulla. Di Frosinone Verona segnaliamo che Solé on fire, non solo per il gol, ma quello che combina veramente mi sembra un peperino. Se non puoi prendere Colpani dovresti prendere Solé, ma Juventus già lo sappiamo. Prende 2 pali, colpo di testa di Foloruscio, lo segnaliamo che va di poco fuori, un palo lo prende anche Khedira, che poi porterà al primo gol di Reinier, e insomma il Frosinone continua a essere la bella favola di questo inizio della Serie A, perché ancora ha ottime prestazioni. Il Verona si riprenderà con noi, non c'è dubbio. Fanno addirittura 4 tiri in porta, meno possesso palla, meno passaggi, coi falli ci siamo. Tu vuoi cambiare mentalità, però alla fine il Verona è sempre il Verona. E passando velocissimo all'ultima partita, quando vedi il Cagliari che continua a inanellare poi sconfitte, giusto il gol finale col rigore per Hernandez, la Roma mi dà l'impressione che quando poi dilaga, quando c'ha la partita così dilaga, gli va tutto bene. Siamo a 7 gol complessivi per Lukaku, si toglie la maglietta a fine partita, mi sembra anche in gran forma. Attenzione alla Roma, perché magari non avranno un gioco scintillante, però 5 tiri in porta li fanno, cedono il pallone al Cagliari che fa quasi 60% di possesso palla, fanno pochissimi passaggi, sono anche poco precisi, però stanno vedendo la porta e questa è una cosa da non sottovalutare. Cagliari peggior avvio della competizione, dispiace per Ranieri. Lukaku ha segnato 5 gol nelle sue prime 6 presenze con la Roma, i 3 giocatori che hanno 6 tiri in giornata di Gabriel Battistuta e dai, grande impatto di Lukaku. Allora, abbiamo visto tutta la situazione. Io per amore proprio della cronaca, perché dobbiamo tirare un attimo le somme, come vi dicevo, la squadra più in forma in questo momento è la Fiorentina, nelle ultime 5 gare un solo pareggio e 4 vittorie, a seguire il Monza che vedi vittoria e 3 pareggi, e poi c'è anche il Bologna che non perde da parecchio tempo. Il resto, come avete visto, tutte inciampano. È un campionato che sarà un pochino più strano degli altri. Vedi il Milan primo in classifica, ma non è primo in tutte le cose, quindi un po' di fortuna secondo me il Milan lo sta dimostrando, insieme all'Inter, insieme alla Juventus. Forse la Juventus ha delle statistiche forse più interessanti ancora del Milan, anche se giocano peggio, ma se vai a vedere le statistiche proprio nei numeri spiccioli, forse la Juve è meglio del Milan, quindi per il Napoli sarà proprio difficile contendersi quel quarto posto. Non pensiamoci ai 3 posti, credetemi, nonostante io abbia detto a Garcia tu devi dire che lotti per lo scudetto, perché se lotti per lo scudetto lo prendi quel quarto posto, se invece lotti per il quarto posto secondo me c'è una caciara incredibile. E poi non sarà Garcia, se non sarà Garcia ragazzi, veloce, ma proprio veloce. Allora, prima di tutto top player, i giocatori che sono più performanti secondo SofaScore per questo inizio di campionato. Ovviamente c'è Lautaro che sta a 10 gol e quindi non c'è dubbio. Berardi, grande impatto dopo aver saltato le prime 2. Il Monza, vi dicevo che qualche cosina la concede, ha un ottimo portiere, Sule, Cialanoglu, Di Marco, Zielinski. Ecco, Zielinski è quello che sta meglio performando nel Napoli. Poi c'è Rabiot, c'è Bastoni, c'è Terracciano che sta sicuramente salvando la Fiorentina in molte occasioni. Top stats, questo interessa di meno perché sono i giocatori all'interno, ci sono anche le cose così all'interno della singola partita che fanno dei risultati top, 4 gol in una sola gara. Quello che mi interessa in top team, ecco, allora l'Inter meglio di tutti, quindi ecco, per questo vi dicevo guardate il Milan dov'è, un po' fortunato il Milan ad avere quella classifica. Inter meglio di tutti, subito dopo c'è il Napoli e già questa cosa fa piacere a Garcia, non fa piacere a noi perché noi abbiamo visto le sostituzioni strane, abbiamo visto che non abbiamo la reaggressione, non siamo convinti.
questo è tutto vero, però non parliamo di troppe palle lunghe, non parliamo che con calma. Bene anche la Juve, benino poi a seguire l'Atalanta, la Fiorentina, la Roma, il Monza, il Milan, come Bologna, Lazio, come SofaScore rating. Gol segnati, ovviamente, Inter, Roma, Fiorentina, meglio del Napoli. Gol subiti, noi abbiamo subito troppi gol, stiamo qua. Big chance, grandi occasioni, 25 per il Napoli, più di tutti. Big chance fallite, il Monza è quella che ne fallisce di più, però noi siamo qua, siamo bravini a fallire le big chance. Pali, 7 il Frosinone, 6 il Napoli, siamo bene, messi bene anche là. Cartellini gialli, Milan molto più falloso, anche con falli importanti. Possesso di palla, Napoli 59%, lo diceva Garcia, non diceva una balla. Passaggi precisi, Napoli primo anche in questa classifica con 486 di media. Palle lunghe precise, non siamo precisi perché non siamo abituati a fare tutto questo. La Fiorentina, italiano che gioca palla a terra, italiano si riversa anche molto spesso, quindi duttile, una cosa buona di italiano, con quasi 32. Poi l'Inter che lo fa ovviamente, anche il Monza, vedete palladino anche lui duttile, Verona, e poi c'è il Napoli. Le palle lunghe, poi dopo ci torneremo nello specifico delle palle lunghe. I cross non è proprio una cosa che noi facciamo. Con i quinti vedete che l'Inter va, con i quinti vedete che l'Udinese va, con i quinti vedete che la Juve va, e anche il Monza che gioca a 3, sono a 4 a centrocampo, però sono fondamentalmente dei quinti. E poi c'è il Napoli. Tiri, Napoli 18. primi per tiri in porta, Napoli 5.6. dribbling di successo, dribbling completati bene, il Napoli è terzo dopo Atalanta e Sassuolo. Tackles, i contrasti, Napoli è primo. Intercetti, quindi l'intercetto è quando tu di posizione recuperi il pallone, la Lazio meglio di tutti. Il Napoli non c'è in questa classifica, quindi problemi di posizione possiamo dirli a Garcia. Mo dovremmo fare proprio il confronto con gli intercetti dell'anno scorso, ma per ora fermiamoci agli intercetti di quest'anno. Clearance sono i salvataggi quando la spazi, no, dalla situazione. Napoli e Inter pochissimi ne hanno dovuti fare. Calci d'angolo siamo primi, falli 10 la media, lo sapevamo già, Garcia non si deve stupire, non cambia questa storia. Siamo primi anche per rigori concessi non ci siamo, uno solo. Clean sheet molto meglio la Juve. E queste sono le caratteristiche della squadra. Ora però io qua devo andare un pochino più nel profondo e cercate di capirmi. Tiri subiti, questa è una cosa che purtroppo ce lo ha cominciato a dire Guido in live, dopodiché lui mi aveva anche segnalato che qualcuno in TV, su una TV importante, senza dover fare no, hanno detto che il Napoli subisce molti più tiri rispetto all'anno scorso. Tiri contro il Napoli, ok? Questa è la stagione, questa è Garcia. Abbiamo subito 9 reti, abbiamo subito 61 tiri, 18 di questi tiri sono nello specchio, quindi il Napoli è quello che ha subito meno tiri in totale di tutta la Serie A. Quello che ne ha subiti di più è il Frosinone. Napoli, Roma, Inter per tiri subiti. Vogliamo fare il confronto con l'anno scorso? Quindi questo, no? 61 tiri, facciamo i tiri subiti a partita e facciamo la media. 61 diviso 8 vuol dire che abbiamo subito 7.6 tiri a partita di media. Vogliamo vedere un attimo Spalletti. Il Napoli subisce 363 tiri, ne subisce meno la Fiorentina, diviso 38. Lo sapete quanto fa? Fa 9.5. Quindi vuol dire che il Napoli con Spalletti subiva la media di 9.5 tiri a partita. Garcia ne subisce 7.6, quindi di meno. Quindi vuol dire che in teoria fa una migliore fase difensiva. Andiamo più nello specifico. I tiri nello specchio. Il Napoli di Spalletti 105 diviso 38, la media è di 2.7. Garcia 18 diviso 8, 2.25. Ne subisce meno Garcia. Da che distanza? Perché poi anche questo, distanza media dei tiri per Garcia 17.5, per Spalletti 18.3. Quindi ci tiravano, ma ci tiravano un po' più da distanza. Questi sono gli yard, che è un poco meno di un metro, quindi poco meno di 18 metri. Quindi ci tiravano ma un pochino da più lontano. Forse chi mi incuteva paura, non lo so. Quindi quando parliamo dei tiri subiti, meglio Garcia. Lo dico sottovoce, ma parliamo dei tiri fatti. Il Napoli è ovviamente primo per tiri fatti, 138 subito dopo
c'è l'Inter, tiri fatti nello specchio, il Napoli sempre primo è. La percentuale tra gol e tiro 0.09. Non ci siamo. Vi dicevo chi era il migliore, era la Fiorentina. Che la Fiorentina non ha fatto questi grandi XG, ma ha avuto una percentuale realizzativa importante, ecco perché. Creavano meno presupposti, ma hanno fatto gol, anche quando non te l'aspettavi. Quindi il Napoli di Garcia tira mediamente 17.25 volte a partita. 17 tiri a partita. Quanti tiri fa in porta a partita? 5.1. O il portiere te li salva tutti, o tu fai dei tiri mosci, leggeri, qualche miracolo te lo fanno con. 5.1 volte hai tirato in porta. Ma la percentuale tra gol e tiro in porta non ci siamo, perché il Napoli ha una percentuale qua che è media, è tra Lecce e Torino. Vediamo Spalletti. A fine campionato risulta che l'Inter ha tirato di più, ma il Napoli tira di più in porta, con 212, quindi il Napoli di Spalletti tira mediamente 5.5 in porta, quindi tira di più in porta, ma tira meno in generale perché tira 15.9 per partita, mentre ricordiamo che Garcia 17.25. La percentuale tra gol e tiro in porta è esattamente uguale, 0.32 a fine campionato e 0.32 in questo momento per il Napoli. Stanno migliorando le altre. Rendete conto che stanno migliorando le altre? Molto meglio la Fiorentina, molto meglio l'Inter, la Juventus. Vedete, la Salernitana tirava un paio di volte e segnava perché Candreva aveva una percentuale realizzativa pazzesca. Poi si abbasseranno queste percentuali qua del Genoa, della Roma, si abbasseranno durante il campionato. E questa sarà la mia. Non mi voglio fermare qui. Voglio arrivare ai passaggi per stabilire i passaggi lunghi, ci sono anche i passaggi medi e non voglio nemmeno vedere i passaggi completati. Voglio vedere i passaggi tentati, cioè l'idea di gioco. Sotto partite i passaggi tentati maggiori in Serie A sono del Napoli di Garcia, 4.774, che diviso 8 ovviamente fa una media di 596 passaggi a partita. Sono 600 passaggi a partita, che quando vedi un numero del genere dici caspita quanti passaggi rispetto. Ecco perché noi facciamo il recap di tutte le squadre e vediamo tutte le squadre quanti passaggi fanno, la percentuale dei passaggi precisi, quelle riuscite, eccetera eccetera. 596. Quelli di Spalletti ovviamente era la squadra che faceva più passaggi. Facendo la media, l'ho fatta prima, arriviamo a 644 passaggi a partita. Di conseguenza il Napoli di Spalletti faceva muovere ancora di più la palla, quindi si può dire a Garcia velocità nel far girare la palla. Si può dire anche ai giocatori questa cosa, perché può essere pure che Garcia abbia detto fate girare velocemente la palla e i giocatori non sono ancora in condizione di farlo. Si è parlato della condizione fisica, ma prendiamo i numeri per quelli che sono. Quindi con Spalletti quasi 50 passaggi in più. Ma voi mi direte, probabilmente con Garcia si fanno più passaggi lunghi. Andiamoli a vedere i passaggi lunghi di Garcia. Quelli tentati, non quelli riusciti. 516, che diviso 8 fanno 64,5 passaggi lunghi a partita. 64 sono assai. Vediamo un attimo Spalletti. 2748, che diviso 38 ragazzi fanno 72 passaggi. 72 sono 8 passaggi in più lunghi a partita per Spalletti, non per Garcia. Era Spalletti che faceva più passaggi lunghi. È una cosa sbagliata? Assolutamente no. Hai Osimhen, devi provarla la pallata. Anzi, lo dicevamo a Spalletti, provala di più la pallata. Vi renderete conto che se dobbiamo dire delle cose a Garcia le dobbiamo dire precise. Non possiamo dire cose che non sono vere. Non diciamo a Garcia che fai troppi passaggi lunghi. Non è così. Non è così. Andiamo a vedere i passaggi medi, perché magari non siete convinti. E vi dico anche come si considera il passaggio. Cosa è il passaggio lungo? Il passaggio medio è quando tra i 13 e i 27 yard. Abbiamo detto che la yarda è poco meno di un metro. Quindi tra i 13 e i 17 e i 27 metri. Questo è Spalletti. La media è di 239 passaggi medi a partita. Questo è Garcia, 228. Quindi ne fa di meno. Quindi vuol dire che anche sui passaggi medi ne fa meno Garcia e più Spalletti. Quindi esiste il fraseggio, esiste il fare la partenza dal basso, non c'è la palla. A Garcia si possono dire altre cose, si può chiedere dove fa il possesso palla, se è un possesso palla efficace, se arrivi a liberare i giocatori al tiro in maniera efficace per essere più preciso, per arrivare più vicino al tiro come tirare. Ma non possiamo dire le cose che non esistono. Vi renderete conto? Vi state rendendo conto? Insomma, io spero di non avervi confuso ancora di più le idee.
O forse sì, spero semplicemente di avervi dato dei dati per analizzare meglio la situazione e per avere un giudizio complessivo che potrebbe essere l'ultimo su Garcia. Io vi ripeto la premessa, non l'ho fatta come premessa, ma vi ripeto come conclusione. A me sta bene criticare Garcia perché non mi ha convinto dal primo momento. Quando fu annunciato dissi mi puzza, non lo so. Poi parlò in conferenza e lo vidi bello tosto rispondere a De Laurentiis. Mi è sembrato sul pezzo. Questo mi sembra credibile. Poi vedo le prestazioni, ovviamente aspetto un pochino perché il calcio d'agosto è una cosa e dovevamo aspettare anche quando abbiamo visto Frosinone Sassuolo. Certe cose sembravano uguali, certe cose diverse, certe cose peggio. Le sostituzioni non sempre mi convincono, il come sfruttare la rosa al meglio non sempre mi convince. Mi hai fatto capire, mi hai fatto intendere che sei poco sul pezzo per quanto riguarda la partita, perché abbiamo l'esempio della cosa di Elmas contro il Real Madrid, abbiamo capito che il Raspadori deve giocare sempre, che quindi sei un pochino a favore di questa storia che si era intuita con la società. Quindi sono tante le cose che possiamo dire a Garcia: il fatto di sostituire Osimhen, il fatto di sostituire Kvara con Zerbin, togli Lobotka, metti Gaetano Caiuste a centrocampo. Molte cose che sono così, che sono poco convincenti, però non gli attribuiamo le cose che non sono vere. Quindi per questo era importante per me fare un recap di cronaca di quello che è successo. Poi magari Garcia adesso se ne va, arriva Conte, arriva Semplici, arriva Tudor, arriva qualcuno che anche insospettabile, che non è uscito ancora come nome e fa molto meglio di Garcia, e noi stappiamo una bottiglia di champagne. Però io so dall'esperienza che abbiamo avuto ultimamente che quando poi salta l'allenatore in corsa non sempre è facile far andare subito tutte le cose bene, si devono riassestare degli equilibri. Lo ricordiamo, quando fu fatto fuori Ancelotti e arrivò Gattuso non andò subito tutto bene, arrivò la Coppa Italia, però anche Gattuso ebbe bisogno di tempo per poi capire bene a disposizione che tipo di squadra aveva, sistemarla anche nell'annata successiva, e nell'annata successiva che abbiamo fatto alcune cose buone, alcune cose meno buone. Poi Gattuso è scarso, non ci interessa. Però il cambio d'allenatore in corsa, visto che in questo momento è stato comunque delegittimato, Garcia in questo momento mi sembra inevitabile. Speriamo di avere un allenatore che possa fare dei numeri altrettanto positivi, perché parliamo dei numeri del Napoli, parliamo di numeri positivi. Poi ci sono prestazioni individuali che non stanno funzionando e tutte le cose che abbiamo dato a Garcia come sue responsabilità che se le deve prendere, perché magari anche l'aggressività di cui parla, poi ci ha parlato di Cazzim, cosa evitabile, e comunque lui il responsabile deve tirarla fuori lui, perché l'allenatore non è solo uno che fa il presupposto di gioco, è anche quello che deve entrare nella psicologia dei giocatori e farli rendere al massimo. È una cosa che Spalletti sapeva fare benissimo, e quindi al di là del freddo numero era entrato nella testa di ognuno di loro e li aveva convinti che si poteva fare il miracolone. Ora c'era da convincerli che bisognava ripetere il miracolone. Non è facile assolutamente per nessuno. Vediamo cosa succede. Spero di avervi confuso ancora di più le idee. Pagarsi out, non vi preoccupate, deve uscire, in questo momento deve uscire, perché secondo me De Laurentiis, per come si è espresso, i giocatori come lo vedono adesso quando torna Garcia nell'allenamento. Poi questo video vi esce di mattina, avremo sicuramente degli aggiornamenti, cambia tutto e noi siamo pronti con la cronaca ad analizzare tutto, ma in questo momento io credo che tu lo debba sostituire per come l'hai affrontata la cosa pubblicamente. Però se la notizia è il Napoli caccia Garcia solamente se arriva Conte, non è una buona notizia, perché vuol dire che poi te lo tieni perché non è arrivato quello che ti piace, e dici vabbè, allora tanto vale. È male così, tenerselo così è male, perché come fai a farlo overperformare anche a lui? Da New York, Valerio Fluido è tutto, teniamoci in contatto perché potrebbe cambiare tutto. Per il tempo che mi sveglio cambia tutta la situazione, ma i numeri no, i numeri restano questi.